Grazie Presidente, colleghi deputati, cittadini campani. Oggi è il 5 novembre 2013. Sono passati 20 anni da quando è iniziato il commissariato ai rifiuti in Regione Campania. Il porcellino salvadanaio dei partiti di Prima e Seconda Repubblica, l'albero della cuccagna degli ultimi 20 anni, l'isola felice per serbatoi di voti e tessere fantasma. Sono passati 16 anni dal 1997, quando un pentito di camorra venne qui in Parlamento a dire in quali zone della Campania aveva sotterrato i rifiuti tossici di mezza Europa, spiegandovi pure quanti voti spostava e quali sindaci vi ha fatto eleggere, in quali comuni e in quali anni, quando insieme ai rifiuti avete preferito lasciare sotterrata anche la verità. Oggi è il 5 novembre 2013, sono passati ormai 10 anni da quando i primi gruppi di cittadini organizzati vi hanno portato in Regione, Provincia e Comuni i piani alternativi di gestione dei rifiuti, quelli che non piacevano all'impregilo di Romiti e quindi coerentemente non piacevano neanche a voi, quei piani che di solito ritirava al posto vostro un poliziotto in assetto antisommossa. Sono passati 4 anni dal 2009, quando la Marina Militare Americana ha commissionato e pubblicato uno studio sull'acqua e l'aria nella Terra dei Fuochi. Uno studio che si è concluso con l'ordine ai suoi militari di non vivere assolutamente in alcune zone della Campania e il divieto categorico di bere acqua di falda. Oggi è il 5 novembre 2013, sono passati solo 100 giorni dall'ultima volta che un ministro di questa Repubblica è venuto in Campania a prenderci in giro dicendoci che il 40% in più di patologie tumorali è dovuto ai cattivi stili di vita, troppe patatine fritte evidentemente. Sono passati almeno 20 anni da quando sapete e non avete fatto nulla per cercare di fermare il genocidio campano. Il genocidio della mia terra, una terra sempre all'avanguardia politica. È qui che sono state sperimentate le prime forme di larghe intese tra PD e PDL, un esperimento riuscito benissimo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, non a caso c'è un disastro ambientale in atto. La regione dove gli antenati di Letta e Alfano furono Bassolino e Cosentino, Cozzolino e Martuscello, dove alla sinistra i consorzi di bacino, alla destra i trasporti su gomma e la sanità sempre addemita, come nella Prima Repubblica. Una regione dove maggioranza e opposizione non esistevano, dove da cittadino ho sempre visto i partiti come la stessa cosa, dove uniti nella monnezza è stato il motto per interi lustri. Una regione in cui le tessere dei partiti valevano un posto nella nettezza urbana. Lo stesso ministro Orlando, che oggi non è presente e me ne rammarico, è stato commissario del Partito Democratico in Campania, il partito in cui per fare il candidato sindaco di Napoli, Andrea Cozzolino, si pagavano 5 euro ai cinesi per farli votare alle primarie nel 2011 e lui stesso rinunciò alla candidatura dopo averlo scoperto. A giudicare dai fatti di questi giorni poi devo dire che le tariffe hanno subito l'adeguamento all'inflazione per quanto riguarda le tessere. Quel partito in cui lei, Ministro, il Ministro Orlando, da commissario non ha mai avuto il coraggio di cacciare a calci nel sedere i responsabili di quel disastro, che anzi tuttora spadroneggiano con tessere e correnti. Ricordo a me stesso che una settimana fa in un solo giorno, in un solo comune della provincia di Napoli, sono state rilasciate 200 tessere di partito, un'esplosione di partecipazione, devo dire. Una terra dove per risolvere l'emergenza rifiuti da Iervolino e Bassolino spendevano milioni di euro nei call center, salvo poi essere condannati per danno erariale. La terra in cui la verità ce l'è dovuta venire a dire un camorrista e dove invece la politica ha taciuto per decenni. Dove io da cittadino venivo pestato ad un convegno del PD per aver rivolto una domanda ad uno degli assessori regionali di allora. C'è il video su YouTube se volete.
La giornata di oggi è un evento storico per la Campania. Quei cittadini che avete fatto manganellare fuori le discariche, che avete deriso nei comizi pubblici, nonostante volessero solo proporvi delle alternative, che avete deriso nei comizi pubblici, che avete sempre apostrofato come qualunquisti, fascisti, inconcludenti. Quei cittadini sono arrivati in Parlamento e hanno avuto la forza di portare la Terra dei Fuochi al centro del dibattito parlamentare, nel calendario dei lavori, in quota opposizione e in solo 4 mesi. A testimonianza che il problema di questo Parlamento non sono i regolamenti o la Costituzione, ma solo la volontà politica di affrontare dei temi, e questa mozione è solo l'inizio. Io domando a tutti i parlamentari campani di medio e lungo corso, quelli che sono qui solo da 20 anni o solo da 5 anni, quanto ci vorrà ancora perché voi calendarizziate in quota di maggioranza questi temi all'interno del dibattito parlamentare? Noi ci siamo riusciti in 4 mesi perché i nostri colleghi del gruppo parlamentare hanno ritenuto primario questo tema, importante questo tema. Voi, ai vostri partiti, quando lo spiegate che stanno morendo 4 milioni di persone in Campania? Oggi noi con questa mozione impegniamo il Governo a prendere subito determinate misure per risanare quella che una volta era la Campania Felix, e per una volta magari utilizzerete i decreti legge finalmente come dice il dettato costituzionale, per necessità ed urgenza. Lo facciamo con una determinata convinzione però, che noi di voi purtroppo non ci fidiamo neanche un po'. E neanche più un soldo dovrà essere speso senza il controllo di quei cittadini che per anni hanno bussato alle vostre porte per avvisarvi del genocidio in atto. Istituzione di un comitato ministeriale di controllo sui fondi per le bonifiche e la sorveglianza, fatto da comitati, associazioni e personalità scientifiche. È un punto imprescindibile. Porteremo i cittadini lì dove avete tenuto segreti e ombre negli ultimi 20 anni. Sono le condizioni dei cittadini campani che di voi ormai non si fidano più e che ritengono i responsabili politici di questo disastro semplicemente degli assassini. Grazie.